come Bowman e Harrison il roster a disposizione. Subito la prima rimessa con il rimbalzo a lanciare dall'altra parte Criston da dietro, rimortato tutto legale della Valle, allora grande ritmo in questo inizio, extra pass, poi ancora il pallone per Criston che stavolta non esita e ne mette 3. Bilan in punta consegnato per Della Valle che poi sfrutta il blocco di Bilan, si arresta, palleggio, tiro, canestro, Amedeo Della Valle vicino a canestro contro Polycap, virata, si guarda attorno, altro svitamento, poi palla corta, arriva il taglio di Petruccelli che segna, subisce anche il fallo. Questo è il contatto da Germani Brescia, buono il blocco e poi la ricezione di Cobbins sotto canestro, inchiodata al ferro. Polycap propone il blocco, ricezione di Zanelli che vorrebbe ancora una volta il blocco di Polycap che poi taglia sotto canestro. Bowman deve prendersi il tiro dopo aver creato separazione di Treviso che ha ancora il pallone tra le mani con Kai Bowman che frena improvvisamente, poi il palleggio di Bowman che alza la parabola, ne mette altri 2. Zanelli aspetta, Polycap blocco e poi taglio di Polycap, si va sul lato per Criston, per Bowman con il possesso, sempre Bowman, linea di fondo, non riesce a chiudere sotto canestro, però c'è il rimbalzo, c'è il canestro, c'è anche il fallo, c'è un super Polycap. Letta la situazione dall'altra parte, Criston arma la mano di Messinburg che sceglie lo scarico per Burnell. Criston entra in area, ferma il palleggio, cerca idee, gli propone lo scarico Messinburg, un arcobaleno quello di Messinburg, un'altra tripla, un'ingenuità di Camara perché il fischio era già arrivato, questo invece dall'area, altri 7 secondi per tirare, Burnell contro Mezzanotte, grande palla, pocket pass per l'arrivo di Criston. Il rimbalzo è per Kenny Gabriel che serve Criston prova a penetrare, molto facile, troppo facile. Criston per Bilan, 8 i rimbalzi offensivi, compreso l'ultimo di Bilan, poi Della Valle. Si forma il triangolo da quella parte con il palleggio di Burnell, entrato alla panchina, Della Valle che sfrutta il blocco di Bilan e spara da 3 di Bilan. E qui invece ha piazzato il blocco e ha piazzato la tripla. Pallone fuori per Zanelli, 3 secondi per tirare, deve andare a provarci Bowman che fa uscire il pallone dalle mani prima del suono della sirena e si prende il più campo possibile per attaccare Bowman, basso sulle gambe in difesa, Della Valle dal parcheggio del pala verde Della Valle, altra tripla. Questa più 18 per Brescia, 4 secondi per Zanelli che lascia lì il pallone, Mezzanotte schiaccia facile, finisce il terzo quarto, aspettare l'uscita di Messinburg, Cobbins poi taglia, si forma il triangolo, Burnell va da solo nel petturato agli 11 punti del primo tempo, non esita invece dall'altra parte Kai Bowman, sbaglia, non rientra, adesso sì che rientra Kai Bowman contro Harrison. Burnell si mette spalle a canestro, poi va fuori da Petruccelli da lontano di Young che però oggi vede il canestro piccolissimo dall'altra parte, recupera e schiaccia Criston a sfondare, a frenare nella pitturata, a perdere il pallone e poi dall'altra parte Booker offre proprio la possibilità dei primi punti nella carriera, che lancia un segnale in generale direi per questa stagione con questa bella vittoria, come bella anche la schiacciata di Bowman. Canta la sirena, ha vinto Brescia 100-71 sul campo di Treviso, assoluta prova di forza.